Eccoci qua cari telespettatori alla nostra parte in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto, dedicata anche in questa situazione a un capitolo molto importante e delicato della sanità, che ha a che fare anche con il sociale. Parleremo supportati dai nostri ospiti, quindi Tina Cupani, ben ritrovata qui con noi in studio, ormai la conoscete, segretaria generale dell'FNP CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi, e il dottor Vincenzo Di Francesco, che è direttore dell'unità operativa di geriatria dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. Dottore, grazie di essere qui con noi collegato. Buonasera a tutti. Ovvero un geriatra. Parliamo di depressione, parliamo di una malattia che non sempre è riconosciuta o facilmente riconoscibile, che quando si manifesta a volte in modo subdolo porta delle ripercussioni, delle conseguenze molto gravi ad ampio spettro nella vita della persona e a volte anche dei familiari che stanno vicino alla persona anziana. Perché colpisce gli anziani? In quali situazioni? Chi può essere più esposto, più a rischio? Che cosa viene fatto e si può fare a livello concreto? Ecco, per inquadrare tutto questo, soprattutto la parte ultima di cui stavo dicendo, segretaria, a voi sta a cuore la depressione, perché sta a cuore un po' in generale tutta la vita dell'anziano, però in modo particolare l'aspetto più che cosa si può fare, cosa bisognerebbe fare attualmente la nostra preoccupazione è rispetto ad alcuni dati che cominciano ad essere sempre più importanti e significativi della depressione sugli anziani. E tenuto conto anche, come abbiamo sempre raccontato in altre occasioni qua, che attualmente il 24% della popolazione del Veneto è rappresentata da anziani, di cui una quota abbastanza importante di over settantenni e over ottantenni che dalle indagini e dai dati che noi abbiamo a disposizione risultano particolarmente colpiti da una depressione. E è un fenomeno che noi colleghiamo molto anche alla solitudine, ad anziani soli, non ci sono più le famiglie di una volta, ci sono anche situazioni abitative che sono molto più di isolamento e quindi questi anziani vivono dapprima l'impatto con la pensione e che quindi si sentono anche privi del motivo che prima riempiva la loro vita e successivamente anche da un'età che avanza e da una solitudine, e i dati che abbiamo sono molto preoccupanti. Quindi sappiamo anche che la solitudine, a volte qua il geriatra lo spiegherà meglio di me, è anche un sintomo che porta al decadimento cognitivo e quindi la nostra preoccupazione è cosa possiamo fare, che tipo di approccio sociale anche con gli enti locali possiamo in qualche maniera mettere in piedi per evitare che la solitudine diventi questo inizio di un male che poi porta a situazioni ben più gravi e peggiori. Assolutamente. Allora dottore, decadimento cognitivo, perché poi c'è la paura di questo soprattutto, e quando c'è un decadimento cognitivo nell'anziano a volte è la via del non ritorno, della situazione peggiore. Che cos'è la depressione nella persona che ha qualche anno in più? E ci dica quando è anziano uno ed si innesta questa depressione non legata ad altre ragioni. Allora, in realtà la depressione non è legata all'invecchiamento, cioè non è normale che il mio umore scenda man mano con l'invecchiamento col passare del tempo, solo semplicemente dal punto di vista proprio clinico. In un soggetto con più di 65 anni, si diceva una volta, noi parliamo degli ultrasettantenni perlomeno, la depressione ha caratteristiche cliniche sue, con un danno nel senso della sofferenza della persona che non è inferiore a quello di un giovane, ma che è più difficile da individuare, perché i sintomi sono differenti, sono spesso devianti, spesso non vengono neanche riconosciuti. E poi, come avete già anticipato, purtroppo la depressione di un ottantenne quasi sempre si accompagna a delle patologie croniche sottostanti e molto spesso si accompagna anche a un iniziale decadimento cognitivo, no? Quello che si diceva della demenza. Quindi bisogna stare molto attenti a non sovrapporre le due diagnosi e soprattutto sapere intervenire sulla depressione di per sé e sulla demenza, perché possono coesistere, possono mimare una l'altra. Vi faccio un esempio banale, l'infarto miocardico in un ottantenne raramente si presenta con dolore al braccio sinistro, come succede nel quarantenne. Il più delle volte si presenta come una
una reazione generalizzata, un malessere, un isolarsi, un qualcosa di molto specifico. Ma i danni dell'infarto nel quarantenne sono gli stessi dei danni nell'infarto dell'80enne. Beh, lo stesso vale alla depressione. È una malattia, provoca un'importante sofferenza e quindi va combattuta e si può curare in molti casi o se ne possono ridurre i danni. Quindi è importante saper riconoscere le persone a rischio e interrogarle o comunque monitorarle in modo da vedere che non ci siano questi segni. Il segno forse primo più importante è proprio l'isolamento, nel senso che l'isolamento è un problema che va affrontato come società e come rete, ma è anche purtroppo una reazione che ha proprio il paziente anziano con depressione. Tende lui a isolarsi. Il primo sintomo è aver fastidio dalle visite, invece di i nipoti diventano un problema quando vanno a trovarla, cioè quando c'è questo cambiamento per cui tutto ciò che è relazione, tutto ciò che è gioia di incontrare l'altro si perde e quindi si tende a rinunciare. Per questo è un sintomo importante e molto d'allarme per la depressione. Un altro importante segno è sull'alimentazione, che scende, decade con l'invecchiamento, ma è che comunque è un piacere che resta negli anni, no? Un piacere del gusto, un piacere sociale, un piacere culturale, un piacere della scoperta. Quando un anziano comincia a non cercare più la cena con gli amici, la socialità, ma quando poi comincia a rifiutare anche il cibo a casa, molte possono essere cause, ma una delle cose da escludere è proprio la depressione, perché sicuramente può portare a una situazione di rifiuto completo del cibo con danni importanti che danno questi, al di là del perdere uno dei piaceri della vita che restano ancora, no? Nell'età anche più avanzata. Ecco, l'interrompo. È importante saper cogliere. Prego. No, volevo appunto interromperla su questo aspetto perché è molto importante quello dell'alimentazione. Ci sono persone anziane appunto che progressivamente, grandi anziani, sentono meno il piacere del cibo, come dice lei, anche come elemento di socialità. Dopo parliamo anche di sordità, che è un altro problema molte volte connesso con l'avanzare dell'età e provoca depressione, e altri invece che trovano rifugio nel cibo con conseguenze e ripercussioni sulla propria salute che ben si conoscono, perché poi i livelli glicemici, insorgenza anche delle forme di diabete e tutto, perché anche il cibo può essere un succedaneo. Può essere sempre sintomo di depressione il rifugiarsi esclusivamente sul cibo oppure no? È un alert per i familiari? È sicuramente un comportamento, soprattutto se c'è un cambiamento, no? Se si nota un cambiare della persona, sui comportamenti della persona, è sempre un motivo d'allarme. Devo dire che la maggior parte dei soggetti anziani hanno il problema opposto, cioè non mangiano meno, perdono peso. È più difficile, più il cinquantenne, il quarantenne che ha questo tipo di reazioni, quindi sono sempre più preoccupato di una malnutrizione per difetto piuttosto che di una malnutrizione per eccesso nei soggetti anziani. È ovvio che in una situazione di molte patologie, una pressione incontrollata, un diabete difficile da controllare, infezioni ricorrenti e alterazione dell'alimentazione in eccesso, chiaramente possono creare più problemi. Normalmente non è questo uno dei sintomi più tipici del soggetto anziano. La cosa più tipica è proprio, ha parlato giustamente di sordità, per esempio, no? Ecco, sì, di sordità. Sì, cioè il perdere anche la parte sensoriale, cioè il perdere il contatto proprio fisico addirittura, no? Con le voci care, con tutto ciò che comporta il vedere e sentire, porta a isolarsi, e questo può essere una concausa di depressione. Poi stiamo attenti, la depressione raramente ha una sola causa. La depressione normalmente spesso capita in persone che l'hanno già conosciuta anche in età più giovanile, cioè è una malattia purtroppo, una brutta malattia che ti porta a soffrire molto e porta anche in casi estremi non infrequentissimi anche a soffrire tanto da non riuscire più a voler vivere. Infatti qua ci colleghiamo a un altro fenomeno che purtroppo è frequente, si è riscontrato, ci sono anche dei dati inquietanti di suicidi di persone anziane, vero dottore? Sì, anche lì i sintomi, diciamo, sono diversi, anche il modo di esprimere questa cosa, tanto è molto maschile questa fuga alla fine, no? Dalla sofferenza, e i modi sono dell'anziano, sono non prendere terapie, lasciarsi andare, smettere di mangiare, rifiutare
le cure, oppure fare gesti estremi più violenti, insomma più evidenti. Purtroppo ce ne sono, e tutti noi che lavoriamo in geriatria ne abbiamo avuto esperienza, e raramente ci sono dei sintomi di avvertimento, diciamo, ecco, cioè la tendenza al suicidio può sfuggire proprio per i motivi che dicevamo prima. Non c'è una facilità di fare la diagnosi di depressione, molto spesso la confondiamo con un normale riduzione della voglia, un normale invecchiamento cognitivo, quindi no, una demenza che vi porta a questo. Bisogna saper riconoscere invece anche i sintomi depressivi e ovviamente riconoscere i fattori di rischio andando a cercare in questi soggetti, non in tutti gli ottantenni. È chiaro che chi è solo, chi è povero, chi mangia poco, chi ha più patologie, chi prende più di 5-10 farmaci, di cui alcuni magari sedativi, e chi ha appena perso qualcuno, ma soprattutto chi ha una storia anche di fragilità emozionale, chiaramente sono tutte persone che hanno un rischio di depressione. Qui sugli interventi dovremmo fare anche un discorso un po' più in generale, nel senso che non basta far socializzare una persona, prenderla e metterla insieme ad altre persone, bisogna che lui abbia piacere da questo, deve riuscire a capire quali sono i gusti, no? Cioè non importa mettere un sondino a uno e farlo nutrirlo in maniera perfetta, è importante anche che abbia piacere nel mangiare, che lo ricerchi, che abbia desiderio. Quindi forse il primo intervento da fare, al di là di intercettare le situazioni difficili, isolamento importante, eccetera, è quello di saper far coltivare alle persone i piaceri residui della vita, che possono essere importanti. Cioè, ho sentito parlare di pensione e purtroppo invece di immaginare la pensione come momento noi un po' più giovani, perché ci arrivo anch'io, spero, non tantissimo la pensione, immaginiamo la pensione come un momento di liberazione, no? Potrò avere tutto il tempo libero. In realtà c'è il rischio che poi il pensionato, invece di pensare all'inizio di una nuova era, all'inizio di una nuova vita, perché a 70 anni tu c'hai davanti 15-20 anni di vita possibile. Beh, allora se tu invece di immaginarti, costruirti e dobbiamo aiutarli questi soggetti anziani, una vita nuova, la vedi solo come la fine della vita precedente, la depressione è dietro l'angolo per una persona più fragile. Quindi bisogna proprio che investiamo anche su queste persone. Accennava la vostra segretaria che stiamo facendo un lavoro, stiamo raccogliendo i consensi per seguire delle persone pensionate, no? E io scopro un bellissimo gruppo di persone che, guarda caso, è impegnato ancora, no? È impegnato nel sindacato, fa riunioni, si vede, si trovano, arrivano in gruppo a fare l'esame, gli accertamenti, cioè hanno una vita attiva importante, cioè hanno cominciato una fase nuova di una nuova vita. E questo è il trucco, cioè vivere bene quei 15-20 anni che non sono pochi. Se io li vivo nella nostalgia del marito che purtroppo non c'è più, e questo vabbè è un disastro, nel lavoro che non c'è più, è chiaro che sono pronto a soffrire, basta questi anni. Dobbiamo aiutare gli anziani a godere di questo, no? Anche nel cibo. Cosa c'è di meglio di stimolare la parte appunto sociale, cognitiva, della memoria, la parte piacevole, edonistica, la chiamiamo noi in maniera un po' più ricercata, il piacere delle cose, il piacere di vedere un nipote senza dover fare il babysitter quando non voglia, il piacere di mangiare con qualcuno e così via. Infatti, l'interrompo un attimo, segretaria, devo aggiungere qualcosa, fare una domanda al dottore, qualcosa che le stava venendo, vedevo che le stava venendo in mente qualche cosa. Nel senso che io ho fatto degli approfondimenti e delle letture ultimamente legate anche ad altre iniziative che noi facciamo come pensionati, che sottolineavano molto l'isolamento, la solitudine come momento in cui l'anziano si predispone maggiormente a situazioni che poi portano alla depressione o al decadimento cognitivo. E quindi io faccio una riflessione da sindacalista, da chi rappresenta e vorrebbe che tutti i nostri anziani vivessero in salute il più
il più a lungo possibile, capire se nell'azione che noi svolgiamo o nel nostro portare avanti con i comuni, con le associazioni, proposte che accompagnino i nostri anziani togliendoli da questa solitudine, perché poi dai dati che ho io è un fattore determinante quello dell'essere lasciato solo con famiglie lontane oppure in una situazione in un condominio, tanti dicono la solita frase che sembra fatta, al quinto piano senza ascensore. Dopo il Covid l'isolamento di qualcuno è anche aumentato, nel senso che prima svolgeva una vita sociale, certo, c'erano i gruppi, c'erano le associazioni, c'erano i circoli, poi non si è più rimesso in gioco da un punto di vista di socialità. E quindi il mio pensiero è come posso anche da sindacato, e lei come al di là delle considerazioni che fa da un punto di vista solo medico, aiutare e far sì che si possa essere in qualche maniera di supporto rispetto a un percorso di questo tipo. Certo, quindi anche uno sprone, che cosa si può fare? Secondo lei, dottore, dalla sua esperienza? Sì, no, ha detto benissimo la solitudine, l'isolamento proprio, no? Essere isolati e sentirsi isolati è il motore principale verosimilmente della sofferenza, no? Del non sentirsi capiti, anche perché questi sintomi poi non vengono rilevati, non vengono affrontati in nessun modo e diventano cronici, diventano irreversibili, sempre peggiori, fino appunto davvero a spingere qualcuno a non riuscire a sopportarli più. Ci sono delle cure farmacologiche? Sì, e sono anche molto efficaci, vanno trattate con attenzione perché raramente vediamo ultraottantenni, ottantenni che non fanno farmaci, quindi non è che aggiungiamo l'antidepressivo, di solito lo aggiungiamo ad altre terapie, quindi ci vuole un po' di attenzione. Non tutti rispondono allo stesso modo, una cosa è sicura, sono terapie che devono durare a lungo. Quindi non possono essere tentate. L'errore principale che si fa è provare a qualche giorno di antidepressivi, ce ne sono di molto potenti, di molto efficaci, di più o meno invasivi, ma insomma funzionano, ma richiedono settimane per riuscire ad avere un primo effetto, settimane addirittura, quindi molto spesso non seguiamo in maniera importante il paziente, perché poi deve fare queste terapie per mesi o addirittura meglio si dice 1 o 2 anni, altrimenti non ha molto senso. Ma questo è solo un aspetto, quello farmacologico. Poi quello che sono d'accordissimo, la parte sociale, il supporto psicologico anche, ma anche proprio sociale, ha molto significato. Quindi diciamo che le parti sociali, il sindacato per esempio, potrebbe cercare di lavorare più sul cercare di supportare con delle attività, coinvolgere con delle attività, raggiungere questi anziani, perché se è la solitudine uno degli elementi bisogna cercare di raggiungerli, che non è così semplice. Sì, no, certo. Però uno dei primi sintomi, tanto è vero che noi abbiamo un test che facciamo per vedere, per intercettare un'iniziale depressione, no? Sono delle domande. E una delle domande ricorrenti è: ti senti utile? Quindi è utile per gli altri, quindi non solo per se stessi, cioè riuscire a riversare l'attenzione di questa persona sulle cose che può fare per gli altri, adesso senza chiedere in eccesso a una persona che ha anche magari di patologie, ma dargli un significato anche verso gli altri, il riuscire a farlo lavorare in un gruppo per esempio, o anche partecipare a un gioco di gruppo. Questo ha un grandissimo valore, quindi anche tutte le situazioni in cui si riesce, magari nelle ore diurne, non necessariamente in strutture, a fare una vita sociale aperta rispetto al condominio che ci prospettava la segretaria. Il condominio col Covid è stata una cosa devastante, perché erano da soli, col nemico intorno, perché ogni altro condomino era un possibile fattore di rischio, e con la televisione che ci sparava addosso, disgrazie, morti, paure. Quindi immaginate, è stato dura per noi, durissimo per i ragazzi a scuola, immaginate un anziano da solo che tutto il giorno vede solo minacce dalla televisione. Non che adesso con le guerre abbiano, ieri vedevo c'era una signora che mi diceva: come posso essere felice
che mi stanno facendo rivivere i bombardamenti di Pippo, e io non sapevo cosa fosse Pippo. Sì, era un bardiere americano, e lei da bambina si ricorda nei campi che arrivava Pippo e doveva passava, bisognava spegnere le luci. Sì. Posso essere serena io adesso che vedo in Ucraina le stesse cose. Capito? Allora, per fortuna me la dice, la butta fuori e la si aiuta, era con la nipote e con la figlia, quindi cerchiamo di lavorare per lei. Per una persona sola sicuramente è veramente molto molto a rischio di grandi sofferenze anche di questo tipo. Anche perché magari non vede prospettive per i propri figli, i nipoti, comincia a farsi dei film mentali catastrofici alla luce appunto di sempre queste brutte notizie che arrivano, senza confrontarsi si ingigantisce un po' tutto, ogni preoccupazione diventa un mostro. Dottore, lei diceva le domande che voi ponete, anche perché magari chi ci ascolta può porre a chi gli sta vicino, proprio genitore, nonno, parente, queste domande. Ti senti utile? È una prima domanda. Qualche altro suggerimento, qualche altra domanda che voi fate, che può essere così, in un pur parler buttata, per capire se è il caso di rivolgersi a uno specialista, quale può essere? Allora, soprattutto il cambiamento, no? Una persona che aveva un certo stile di vita, un certo atteggiamento, una certa relazione con gli altri, che all'improvviso, o comunque man mano, diventa più chiusa, non risponde alle domande, non mi cerca più, non cerca più i parenti, è sempre negativa nel parlare con gli altri. L'altra domanda è se hai fame, banalmente, se hai ancora voglia di mangiare. Un'altra domanda è come ti vedi rispetto agli altri, ma secondo te i tuoi amici stanno meglio di te o peggio di te? Allora la persona con depressione si vede sempre peggio degli altri, vede un qualcosa di personalmente più difficile rispetto agli altri. Ecco, queste sono un po' le domande, i segni che dobbiamo cogliere. Una persona che cambia, che si chiude, sicuramente sta soffrendo, e sicuramente sta soffrendo per qualche motivo. Può essere un decadimento cognitivo, e qui ci possono aiutare anche il nostro metodo di base, facendo anche dei test abbastanza di base, appunto banali, che possono farci capire quanto c'è un disturbo della memoria, quanto c'è un disturbo dell'ideazione, insomma, quanto invece sia proprio una chiusura. Non è sempre facile, non sempre si riesce a distinguere le due cose perché coincidono, convivono, quindi è ancora più difficile. Però se la mamma non è più lei, fra virgolette, va interrogata, va osservata, si deve, spiate il suo frigorifero, spiate se mangia, spiate se non telefona più, se il telefono non mette più in carica, se chiude man mano tutti i vari canali di comunicazione. Chiedetegli qual è l'ultimo film che ha visto, chiedetegli se vede un film fino alla fine, se ancora gioca con Amadeus, che ne so, o se cerca le amiche e così. Insomma, se sta chiudendo man mano tutti i canali di comunicazione, andate ad riaprirgli qualcuno di questi, insomma, andate a cercare. Ecco, chiusura dei canali di comunicazione, dottore, è un'altra cosa, però ci terrei che lo dicesse lei da esperto, perché è un problema frequentissimo, ne abbiamo parlato anche prima, la sordità. Sordità che inizialmente è latente, poi diventa sempre più importante, poi sappiamo, lei diceva, quando si va in pensione si hanno davanti 15-20 anni, e adesso si parla di persone che raggiungono, per fortuna, tranquillamente i 100 anni, quindi ce ne sono tanti davanti. Quando si è sordi ci si isola, non si comprende più la realtà, si perde la memoria, inizia un decadimento cognitivo, ma ci dica lei quanto è importante provvedere, perché purtroppo magari lei ha credibilità per chi ci ascolta che accusa già questi sintomi, e sono tantissimi, ci sono dei numeri spaventosi di sordità, già dai giovani, però vabbè, i giovani hanno anche altri strumenti. Sì, la sordità non rende dementi, No, però ti isola. No. Però sicuramente fa precipitare i sintomi, sicuramente non solo sei isolato, ti senti proprio escluso, ti senti in colpa per non capire, e poi a un certo punto rinunci completamente, dici vabbè basta, non mi interessa più, e quindi neanche provi ad ascoltare perché ti sembra di avere questa barriera importante. In molti casi si può contrastare questa cosa. Diciamo che questa sì è parafisiologica, cioè un po' di udito si perde soprattutto sulle frequenze, quelle dei giovani, quelle più alte, diciamo, no? Il nonno che alza sempre di più il volume della televisione
o che vedete che non vi ascolta, se lo chiamate parlandogli da dietro non si gira, merita una valutazione, un'audiometria, perché ci sono delle forme, che sono la maggior parte di la verità, che possono essere corrette abbondantemente con degli strumenti insomma, che sono ormai disponibili e anche ben tollerabili, assolutamente ben tollerabili. Poi per carità ci sono anche casi fortunati in cui stiamo parlando solo di un banale tappo di cerume, cosa non infrequente, cioè, che a volte vedi situazioni in cui c'è vertigine, ci sento poco e banalmente si tratta solo di un'igiene del canale uditivo. Insomma. La maggior parte delle volte ovviamente però c'è proprio un irrigidimento del sistema, che è un sistema elastico di membrane e di trasmissione di vibrazioni, che diventa più rigido e quindi perde proprio la capacità di trasmettere i suoni. E questo si può surrogare, si può correggere in molti casi. E questo è importante. Segretaria, qualcos'altro che le viene in mente? Io volevo capire meglio, secondo quello che insomma che veniamo a sapere è che se non si ha, e io ritorno un po' al ragionamento delle relazioni sociali, che se non si hanno relazioni sociali si somatizza di più e si peggiora. Quindi lei mi sta facendo un po' una fotografia di una realtà in cui i due soggetti sono l'anziano o il figlio o la persona che lo assiste. Vorrei capire se effettivamente, come i messaggi che almeno io percepisco come positivi, inserirli invece in un contesto sociale, vivace, di vita, di relazioni, in qualche maniera può limitare quel percorso così accelerato verso una vera e propria, non dico depressione, ma decadimento cognitivo che si accelera. Perché? Che il problema che mi pongo io è come intercettare chi è solo e quindi chi magari non ha la famiglia, chi ha il figlio lontano o chi magari non ha tanti nipoti che possano che può contattare giornalmente, e quanto non una vita sociale, ma un'assistenza sociale a carico naturalmente dell'ente locale o di chi da questo punto di vista se ne può far carico, attraverso osservatori, attraverso monitoraggi, attraverso anche letture del territorio, può aiutare tutta una serie di nostri anziani che differentemente potrebbero essere lasciati se stessi e peggiorare, perché io vorrei che l'anziano solo potesse essere preso in carico da un sistema sociale che sia fatto di più elementi, quindi dal volontariato anche al sociosanitario, al comune, e che possa evitare di arrivare ad una situazione che quando è critica si arriva al momento in cui si cura con il farmaco. Quindi se lei mi aiutasse anche a me a capire, attraverso una costruzione, un osservatorio che permetta reti di relazioni da incentivare e da promuovere come buona pratica, si può dare una mano a questo, perché altrimenti io continuo a posizionarmi si può fare molto ancora prima che si arrivi alla vera e propria depressione, e se l'idea che ho io in testa, l'idea che abbiamo come FNP CISL è un'idea che lei definisce sufficientemente corretta. Prego, dottore. Non corretta, correttissima ovviamente. Il problema è parlava di copertura, no, del sistema pubblico, no, accennava. È chiaro che le nostre aziende sanitarie si chiamano sociosanitarie per qualche motivo. C'è da dire che l'investimento è sempre stato fatto molto più sul sanitario, in passato fra l'altro molto più sugli ospedali, no? Centrando gli investimenti e l'attenzione sugli ospedali, di tutti i tipi, ogni quartiere fra un po' aveva un suo ospedale, no? Qualche tempo fa. È chiaro che ci siamo spostati sul territorio. E non so se ci sono le risorse, di sicuro sentiamo anche noi dall'osservatorio quello ospedaliero, invece, dove arrivano le crisi, arrivano le persone in crisi gravissima e con grande crisi nel riprendersi poi
recuperare una vita dopo l'evento acuto della polmonite, dell'ictus, dell'infarto, eccetera, della frattura, noi ci accorgiamo di quanto ci sarebbe bisogno di quello che sta dicendo, cioè non solo del caregiver, non solo della badante, in questo sono d'accordo con lei, ma di una rete sociale più attiva, in questo penso che, al di là di immaginare investimenti maggiori del pubblico, molto fanno già e molto di più potrebbero anche fare se aiutate il terzo settore, no? Cioè tutto il volontariato, tutta questa sezione che dal punto di vista sociale è anche più efficace molto più spesso del sistema invece delle prescrizioni, che si lega più a patologie un po' più specifiche, concentrato un po' più su questo. Cioè gli interventi sociali secondo me vanno fatti scelti politicamente in maniera più ad ampio raggio, diciamo. Con una regia unica, con una regia unica. Esattamente, sì, è molto più efficace delle attività che possono coinvolgere più parti sociali possibili, e non sempre magari questo rallenterà l'insorgenza di una depressione, un po' sì, fra l'altro, ma di sicuro permetterà di intercettarla prima che diventi un problema irreversibile, no? In modo da togliere. Se tu togli i fattori di rischio, la fragilità resta, è possibile che ci siano delle ricadute, ma il sollievo è importante, c'è la possibilità di tornare a uno stato di... questo vale per lo scompenso cardiaco, vale per l'insufficienza renale e vale per la depressione, è la stessa cosa. Se poi accennava al fatto che fare dell'attività sociale, cioè interagire con gli altri, ha un effetto su come sono, su come sto, su come mi sento, questo sicuramente sì. Come camminando in gruppo recupero muscolatura e capacità di camminare, io la interazione con gli altri, il piacere di interagire con gli altri, lo sviluppo facendolo, questa interazione, cioè vale per la demenza, vale per la memoria, vale assolutamente per lo stato emotivo, per eventuali sintomi di depressione. Insomma, è evidente che se mi sento solo, ma in realtà sono circondato da persone che mi danno stimoli, posso stare molto meglio. Poi ci sono delle fasi in cui tutto è negativo, in cui anche la presenza di altri diventa, questa è la patologia, quando diventa molto molto pesante e richiede un intervento più importante, anche farmacologico, no? Quando tutto mi dà fastidio, quando non voglio, quando chiudo tutto. Lì non c'è compagnia che mi tiri fuori da questo, la sofferenza è troppo importante, va aiutata la persona in maniera più attiva, più importante. Insomma. Grazie. Anche per gli anziani. Certo, grazie dottore, il tempo a disposizione è volato letteralmente, ma magari affronteremo ancora questo capitolo perché è importante che i suoi suggerimenti devono essere digeriti e recepiti e analizzati, per cui io invito sempre i nostri telespettatori a rivedere queste puntate tecniche più complesse, scientifiche, mediche nel sito internet, nel sito dell'FNP CISL, e quindi con l'occasione ringraziamo il dottor Vincenzo Di Francesco per essere stato qui con noi, geriatra, molto chiaro e eloquente nella sua spiegazione, la dottoressa Tina Cupani, segretaria generale FNP del Veneto, con anche le sue domande molto acute che però sempre utili, finalizzate a migliorare anche il servizio che viene dato dall'FNP come supporto anche alle persone anziane e pensionate. Grazie anche a lei, grazie a entrambi, cari telespettatori, siamo giunti al termine, buona serata, buon proseguimento, noi ci vediamo presto. Grazie.